La Chiesa Agrigentina, rispondendo all'invito del cardinale Matteo Zuppi, che ha inviato a tutte le chiese in Italia a pregare per Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile, ha celebrato ieri nella Basilica Cattedrale di Agrigento una veglia di preghiera nella luce della Pasqua, pregando sul sito preparato dall'Ufficio Liturgico Nazionale in ascolto della parola e del Magistero di Papa Francesco. In tanti hanno partecipato al momento per affidare Papa Francesco alle mani del Padre. Queste mani di misericordia, ha pregato l'arcivescovo Alessandro, trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita, uniti alcuni sindaci della provincia di Agrigento, i rappresentanti del Patriarcato Ortodosso di Romania, della Chiesa Evangelica e delle comunità musulmane. Monsignor Damiano nel suo intervento ha evidenziato 4 parole che a suo dire sintetizzano l'azione e il pensiero di Papa Francesco: avviare processi a cura della casa comune, fratelli tutti, cosa rimane da fare? Ha chiesto ai presenti. Monsignor Damiano, rispondendo anche a una nostra domanda, ha anche parlato del suo incontro con il Papa avvenuto in privato nel mese di maggio del 2020 durante il lockdown a Santa Marta in visita privata, e mi chiese se ero rigido, esortandomi a non esserlo più. Tutta la Chiesa cattolica, insieme ad essa tutti gli uomini e le donne di buona volontà, anche appartenenti ad altre confessioni religiose, ad altre religioni, stanno vivendo un momento di attenzione attorno alla nascita al cielo del Santo Padre Francesco. Stasera, come Chiesa Agrigentina, ci raduniamo insieme in cattedrale, ma anche in altre chiese madri, nella diocesi, magari anche quelle più distanti, da Agrigento, per raccoglierci in preghiera e accompagnare il Santo Padre in questa sua salita alla Gerusalemme nuova. Certo, non è lui che ha bisogno di preghiere, lui è già nella parte migliore. Siamo forse piuttosto noi che abbiamo bisogno di preghiere in questa pagina di storia così triste, e che in Francesco trovava una voce forte e autorevole ad invocare il disarmo, iniziando dal disarmo dei cuori, invocando la pace, auspicando trattative, dialogo e il silenzio delle armi. Questa voce al momento è venuta meno, ma deve veramente riecheggiare nei nostri cuori, si usa dire. Facciamolo riecheggiare nelle nostre coscienze, nelle nostre intelligenze, perché ciascuno, secondo le proprie responsabilità, possa impegnarsi in questi percorsi che ha consegnato Papa Francesco. Adesso tocca a ciascuno di noi, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, condurli e portarli avanti. Ecco, la nostra preghiera certamente è per e con il Santo Padre Francesco, ma ancora di più preghiamo su noi stessi, perché possiamo continuare tutti quei processi da lui avviati e oggi a noi consegnati. Dopo la mia nomina arcivescovo coadiutore di questa arcidiocesi di Agrigento, poi nel mese di maggio, inoltrato, maggio 2020, le strade erano molto libere per andare a Roma. Eravamo ancora in lockdown, ebbi modo e occasione di incontrare il Santo Padre a Santa Marta in visita privata, ed è stato il mio primo incontro con il Papa. Un ricordo proprio personalissimo, mentre stavamo un po' scambiando qualche parola, qualche idea anche sul ruolo, sulla funzione del vescovo,
puntandomi il dito mi disse: ma tu sei rigido? Io rimasi imbarazzato, potete immaginare. Non di meno risposi: Santo Padre, non lo so, lo devono dire gli altri. E lui mi guardò, mi disse: tutti i rigidi prima o poi fanno una brutta fine. Mi auguro di non essere rigido. Come si vive questo momento di lutto all'interno della Chiesa? Con grande apprensione per il lutto e per quello che viene dopo il lutto. Preghiamo appunto per i cardinali, Monsignor Montenegro, Monsignor Reina e tutti gli altri cardinali rettori, perché possano per davvero invocare la sapienza che scende dall'alto e magari non lasciarsi tentare dai saperi che salgono dal basso.